E dopo il jingle si va in partenza per la terza corsa della serata. Confronto per 4 anni a reclamare, 8.000 euro il prezzo. Sono in 10 dietro le ali dell'autostart per i consueti 1660 metri da percorrere. C'è stato il ritiro di Eros di Meletro, mentre un po' distante dall'autostart al momento Scudo dei Greppi, che si deve girare nel corretto senso di marcia. Sembrano ora tutti pronti per andare dietro le ali dell'autostart, che in effetti accende i lampeggianti e inizia a muoversi. Una corsa in cui è favorita Elettra Griff, numero 4 dello schieramento, Daniele Zanardi. Le alternative Elivielle, Scudo dei Greppi, Evelyn Mark senza Griff. Autostart che inizia la sua progressione. All'1 Hermes Gar, 2 Elessar Gad, 3 Ezra Mou, 4 Elettra Griff, 5 Evelyn Mark, 6 Elivielle. In seconda fila 7 Explosive Girl LF, 8 Ernaldo Benal, 10 e Scudo dei Greppi, 11 e senza Griff. 1,65 in chiusura la quota di Elettra Griff. Autostart che accelera e stacca. È proprio Elettra Griff a prendere subito la testa nei confronti di Evelyn Mark, che si sistema in seconda posizione all'esterno. Numero Elivielle 3, parte Ezra molto Mou, bene dalla seconda squalificato. fila, il numero 11 di Essenza Griff. All'esterno Elivielle prova ad andare in avanti, chiaramente però Elettra Griff vuol correre al comando, 200 metri passati in 14 e mezzo. Prova a riprendere in mano Leonardo Vastano, che però non trova posto in terza posizione, lo troverà in quarta, alle spalle di Essenza Griff e davanti ad Scudo dei Greppi. 400 in 29,7 per Elettra Griff, che guida il gruppo disposto in lunga fila indiana. Seconda posizione c'è Evelyn Mark, che precede Senza Griff, quindi Elivielle, poi Scudo dei Greppi, via via gli altri sgranati. 45 appena scarso per i primi 600 metri di corsa. Elettra Griff mantiene buon ritmo al comando, non rallenta troppo il leader, che passa in 59,7 i primi 800 metri di corsa. Prosegue la sua marcia al comando Elettra Griff anche al completamento del chilometro. Rompe le righe Scudo dei Greppi, che sposta dalla quinta posizione e prova a progredire. Chilometro in 1,15,6. Elettra Griff in vantaggio, Evelyn Mark in seconda posizione, Scudo dei Greppi che insiste nella progressione, cerca di portarsi accanto ad Elettra Mark, in corda rimane Senza Griff, poi Elivielle, 15,5 per la retta opposta alle tribune. Elettra Griff che accelera ora in progressione, guadagna qualcosa ad Elettra Mark, a terza posizione sempre per Essenza Griff. La retta d'arrivo è una passerella per Elettra Griff e Daniele Zanardi, che vengono a vincere in bello stile, confermando il ruolo di netti favoriti. Al secondo finisce ancora l'appostata Evelyn Mark, al terzo Essenza Griff, finisce forte ma tardi Ernaldo Benal. 2 minuti e 5 decimi sul cronometro personale. Successo di Elettra Griff, Daniele Zanardi in salchi per Lamberto Barbieri al training. Daniele Zanardi, che è anche proprietario della 4 anni da Robert B, che si impone chiaramente in questa terza corsa al Savio. Ancora una volta nelle immagini il successo di Elettra Griff e Daniele Zanardi.